strepitosa, mi fai anche fare gli errori. Comunque ti aspetto anche per tutte le altre selezioni, siamo molto carichi e che dire che Miss Città Murata 2017 sia veramente un concorso strepitoso come lo è stato per tutte le altre edizioni. Il concorso di bellezza Miss Città Murata nasce nel 2001 e pensate che quest'anno è giunto alla sua 17ª edizione. Da questa edizione il concorso è gestito dall'associazione Elegance Eventi e si pone l'obiettivo di dare un tocco di freschezza e originalità a un concorso diventato ormai storico. Quest'anno ci saranno tantissime novità, ma non vogliamo svelarle tutte, le sveleremo un po' alla volta. Questa sera la nostra giuria avrà l'arduo compito di decretare ben 6 finaliste che accederanno direttamente alla finale che si svolgerà sabato 5 agosto in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, dove verrà eletta Miss Città Murata 2017. Prima di iniziare con la nostra serata, un caloroso ringraziamento va naturalmente alla discoteca Melody che questa sera ci ospita e quindi ringraziamo con un grande applauso il titolare Giuseppe Regino per averci ospitato. Un grande applauso. Tra l'altro il Melody ha messo a disposizione una magnum di champagne per la prima classificata e una bottiglia sempre di champagne per la seconda e per la terza classificata. Però quasi quasi partecipo anch'io, E allora, questa sera vedremo ben 25 miss a contendersi appunto di 6 accessi alla finale del 5 agosto. Tutte le miss sfileranno prima con il loro outfit elegante, successivamente con il costume da bagno Paradise Beachwear e queste saranno le uniche 2 uscite fatte ai fini del concorso. Successivamente le vedremo sfilare come delle vere e proprie top model con i fantastici abiti da sera del negozio Vigliu di Cittadella e con i fantastici e coloratissimi costumi di Paradise Beachwear. Eccoli qui le nostre miss, un grande applauso allora di incoraggiamento. Prima di iniziare colgo l'occasione anche per ringraziare la concessionaria Ceccato Motors di Castelfranco Veneto. Come avete potuto vedere all'ingresso ha esposto 2 modelli di auto e quindi un grande applauso anche per Ceccato che ci seguirà in più selezioni. Ringrazio gli altri partner dell'evento di cui naturalmente parleremo più a lungo dopo. Ringrazio l'FM, ovvero Ente di Formazione Multidisciplinare, Spesa Supermercati, Banks for Dream, VG Mania, Beauty Store, Atelier Manitou. Un grande applauso, non ci svegliamo per entriamo nel vivo della competizione perché è giunto il momento di conoscere le nostre partecipanti che vedremo appunto sfilare con il loro abito da sera. Vi ricordo che lo scorso anno in questa selezione si è classificata colei che poi è diventata Miss Città Murata 2016, ovvero Angelica Campanella, che purtroppo questa sera è ammalata e quindi non sarà qui con noi. Ma non solo l'anno scorso, perché anche l'anno precedente in questa selezione si è classificata colei che poi è diventata Miss Città Murata 2015, Clarissa Capovilla. E quindi
dire, il Melody porta veramente fortuna ai suoi partecipanti. Può essere che una delle ragazze che è qui alle mie spalle sia la futura Miss Città Murata 2017. E quindi in bocca al lupo a tutte le Miss. E allora direi che appunto possiamo iniziare e andiamo a conoscere la concorrente numero 1 e novità di quest'anno, le Miss si autopresenteranno, quindi nomi, cognomi, età e da dove vengono. Iniziamo con la prima concorrente. Ciao! Buonasera a tutti, sono Jenny Spizzato, ho 16 anni e vengo da Spugna. E la nostra Jenny sfila prima per il pubblico. Benissimo Alice, sfilata anche per la nostra Alice. Concorrente numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Anna Botticina, ho 18 anni e vengo da Pugna. Eccola la nostra Ambra. Prossima Miss in gara. Buonasera, mi chiamo Loretta Bella, ho 18 anni e vengo da Paolo. Concorrente numero 5, il blu vestita. Buonasera a tutti, mi chiamo Gioia, ho 30 e ho 16 anni. Benissimo Gioia. E proseguiamo con la messa numero 6.
Stella. Numero 11, vi presento ora eccola la nostra Alessia. E dopo Alessia la numero 12. Buonasera a tutti, mi chiamo Ilaria Bernardi, ho 17 anni e vengo da Como di Veneto. La sfida anche la nostra Ilaria. E siamo giunti alla metà e ora è giunto il momento di... Ciao a tutti, io sono Veronica, ho 17 anni e vengo da Mestre. La nostra Veronica. Ricordo alla nostra giuria che questa è la prima votazione valida ai fini del concorso. Continuiamo, concorrente numero 14. Buonasera a tutti, sono Silvina e vengo da Treviso. E la nostra Silvia. Abbiamo la concorrente numero 15. Buonasera a tutti, mi chiamo Erika Puzzato, ho 16 anni e vengo da Milano. Eccola qui, la nostra Paola. Concorrente in gara. Buonasera a tutti, sono Maria Orcano, ho 17 anni e vengo da Treviso. Eccola la nostra Maria. E dopo Maria è giunto il momento della concorrente numero 17. Buonasera a tutti, mi chiamo Rosanna, ho 23 anni e vengo da Vedelato. La nostra Rosanna. La concorrente numero 18.
Buonasera, io sono Jessica, ho 17 anni e vengo da Villafranca Padovano. Ecco Jessica che sfila per il nostro pubblico del Melody. Concorrente numero 19. Buonasera a tutti, sono Francesca Marella, vengo da Sottomarina, 22 anni. Eccola, Francesca. Concorrente numero 20. Si autopresenterà per tutti voi. Buonasera a tutti, sono Irene Simovic, ho 20 anni e vengo dalla Lugo. Eccola, la nostra Elena. Seguiamo con la concorrente numero 21. Buonasera a tutti, mi chiamo Diana Mar, ho 19 anni e vengo da San Luca di Piave. E sfila per voi la nostra Diana. Concorrente numero 22. Buonasera a tutti, sono Elisa Bellocchi, ho 15 anni e vengo da Mestre. Elisa, eccola. Concorrente numero 23. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 20 anni e vengo da Bedicoca. Eccola, la nostra Giulia. L'ultima concorrente in gara. Lei si chiama? Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, vengo da Mestre e ho 18 anni. Eccola, Giulia che sfila per voi. L'ultima concorrente ma solo a livello numerico si chiama? Buonasera a tutti, mi chiamo
sceglieremo 6 ragazze che andranno direttamente alla finale, ma per tutte le altre ci saranno ancora tantissime altre possibilità di partecipare alla finale di Miss Città Morata 2017. Colgo l'occasione per ringraziare uno dei nostri partner, ovvero la EFM con sede a Romano del Zelino e a Feltre. EFM è l'acronimo di Enti di Formazione Multidisciplinare. L'intenzione fondamentale è infatti quella di proporsi come hub, punto di riferimento per tutte le attività inerenti alla formazione privata, professionale ed aziendale. Le principali attività di EFM relative alla formazione individuale sono assistenza allo studio, assistenza qualificata per studenti di SA e BSE, supporto formativo per percorsi scolastici privatisti, formazione linguistica anche all'estero, formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione finanziata. L'offerta di EFM infine è completata dalla garanzia di avere proprio servizio uno staff giovane e motivato, supportato da un gruppo di collaboratori d'élite. Sono stata anch'io in questa bellissima scuola e che dire è davvero eccezionale, ci sono delle attrezzature moderne ed è veramente all'avanguardia, persone preparate che ti accolgono con un grande sorriso. Allora un grande applauso al nostro sponsor EFM. Stasera avranno l'arduo compito di valutare la bellezza, l'eleganza e il portamento delle nostre miss, ovvero la nostra giuria. E iniziamo con il presidente di giuria, Michelangelo Cecchetto del Gazzettino di Padova. Eccoci, perché naturalmente siamo sempre seguiti da giornalisti. Domenico Cruzana, consulente aziendale e titolare di Atelier Manitou. Buonasera Domenico. Per Ben Small Dream, poi naturalmente ne parleremo Mario. Patrizia Zagami, consulente immagine, arriva più tardi, ora non la vedete, è sparita la nostra Patrizia. Sabrina Gianpietri per Global Service, ce l'abbiamo. Andra Slav per BU, eccola qui Andra, poi vedremo la sua fantastica sfilata, c'è già qualcuno che non vede l'ora, io stessa. Roberto Casazza per Ceccato Motors, eccoli, abbiamo visto i fantastici modelli di BMW all'esterno di Mini. E continuiamo con Sabrina Bernardi e Andrea Simeoni per Sam Parrucchieri, eccoli, pigiati nastri stretti ma ci stanno, allora li mettiamo sempre nei posti più stretti, ma ce la fanno sempre. Ludwig Zanon, personal trainer. E infine Melania Bergamini, Città Murata 2015. Alzati Melania! 2014, ho perso il numero Melania. Ma sei sempre bellissima Melania. Facciamo da fare una sfilata alla nostra Melania, vai! Ricordo il momento in cui ho vinto come se fosse ieri, Castelfranco è la mia città, quindi vincere in Castelfranco è stata un'emozione reale. Cosa fai adesso di bello nella vita? Studio all'università, studio lingue e il mio sogno è quello di andare. E ti ha portato fortuna Miss Città Murata? Decisamente sì, nel senso che dal momento in cui ho vinto Miss Città Murata si sono sviluppate un bel po' di prospettive. So che tu lavori a tempo pieno, dici qualcosa dei tuoi lavori da modella? Tu ne parli sempre poco ma ne fai un sacco di lavori, dai! Sì, diciamo che... Per chi sfidi, per chi lavori? Per Dianora e lei in questo periodo e grazie appunto a questo concorso ho avuto anche la fortuna di lavorare per la classe e
E tante altre sfilate, tanti altri lavori, vero? Anche per Fausto Sari, l'immancabile Fausto Sari, che ci fa sempre sfilare con gli abiti da sposa. Bene Melania, hai qualche progetto futuro? Cosa vorresti fare da grande? Hai qualcos'altro in mente? Ma per il momento no. Direi che Tutto tace allora. Bene, grazie, un grande applauso ancora alla nostra Melania. Eccola. E questa sera abbiamo un'altra ospite. Ve la ricordate dall'edizione dello scorso anno, perché lei è arrivata seconda. Abbiamo la nostra fantastica Anna Bardi. Accogliamola con un grande applauso. Eccola, anche lei vestita con gli abiti BU. Eccola la Anna Bardi. Ciao Anna. Che ha la tua fortuna, Miss Città Murata? Buonasera a tutti, ciao Eleonora. Sì, Miss Città Murata mi ha portato molta fortuna, soprattutto la cosa più eclatante che abbiamo fatto insieme, ovviamente la sfilata del Fausto Sari, con gli abiti da sposa. È stato un sogno indossare quegli abiti davvero magnifici. Speriamo che porti ancora altra fortuna. Non basta mai la fortuna in questa vita. Ti chiameremo sempre alle selezioni perché con i tuoi genitori sei venuta a tutti gli eventi, non ne hai mancato uno. Ascolta, e qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, come tu ben sai, io non ho un sogno, io ho una cassettiera appena. Siamo qua fino a domani sera ad ascoltare i sogni dell'Anna. Vabbè dai, ne pesco uno. Mi piacerebbe, torniamo alle Olimpiadi, mi piacerebbe avere un mio allevamento di cavalli per poter aiutare le persone tramite l'ipiatria. Grazie, allora se il nostro Andy è pronto direi di mettere una bella musichetta e facciamo sfilare anche la nostra Anna. Anna, non dico di accomodarti in giuria perché non c'è più posto, quindi allora ti aspettiamo qui all'interno perché poi sfilerai ancora con gli abiti di Andra, vero? Ok, eccola la nostra Anna Bardi. Di bellezza e siamo qua anche grazie a lui, eccolo. Ringrazio tutti i fotografi e videomaker presenti, iniziando da Paolo Stramara, Alessandro Basta, Daniele Dalla Vecchia, Mirko Metti, Federico Bolzò, Alberto Zonda, fotografo del Melody, Nicola Bovo del portale Miss Venete, per le riprese Mario Bonesi di Gidi Ferro Blog. Un grande applauso, sono tantissimi, ogni anno ne abbiamo qualcuno più nuovo. Ma a noi fa solo piacere naturalmente. E ora è giunto il momento di presentare coloro che hanno curato le acconciature delle nostre misse della sottoscritta, ovvero il Salone Stand Parrucchieri. Stand nasce dall'unione di due compagni di scuola appassionati di un lavoro artigianale, umile nel suo essere ma nello stesso tempo innovativo e creativo. Sabrina e Andrea, sempre pronti a mettersi in discussione, nel 2007 uniscono sia i loro saloni, uno di Treviso e uno di Castelfranco, sia la loro professionalità per poter dare forza ad una filosofia, ad uno stile tutto stand. L'entusiasmo di questo progetto alimenta il loro lavoro quotidiano, supportato anche dalle forze delle loro collaboratrici Alessia, Simone e Mary. Presente a molti eventi locali ma anche ad eventi davvero rinomati quali la Fashion Week di Milano e di Cortina, numerosi servizi fotografici importanti. Costanti nella formazione, in particolare la Fashion Academy di Milano, la Teach Education con il percorso Men's Focus e sessioni AIT di Milano e naturalmente tutti gli aggiornamenti dell'esclusivo sistema di colorazione degradé che rende i capelli brillanti con sfumature personalizzate. Sand si trova in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco Veneto. Ringrazio ancora Sabrina, Andrea e con i collaboratori Alessia, Simone e Mary. Eccoli qua! Sand Parrucchieri, ragazzi, volete venire qua per farvi
da loro, anch'io ho il trattamento del Gradeso L e naturalmente io vi invito tutti in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco Veneto. Un grande applauso, eccoli, Sam Parrucchieri! E allora, le nostre Miss sono pronte perché ora è giunto il momento di rivederle. Sfileranno per l'ultima votazione ai fini del concorso, quindi giurati preparatevi, aprite le cartelline perché è giunto il momento di rivedere le nostre Miss. Ciao, battere le mani come stavate facendo.
Proseguiamo con Liana Mark. Lei è la numero 21, fa la studentessa e pensare che da grande vorrebbe fare l'investigatrice. Numero 22, Isabella P. Studia al liceo linguistico e sogna di fare l'interprete e diventare una fotomodella di professione. Proseguiamo con Giulia Marangona, numero 23, studia infermieristica e il suo sogno nel cassetto è quello di poter lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Numero 24, Giulia Mazzona. Vorrebbe fare una carriera nel mondo della moda, ma al momento è una studentessa all'indirizzo turistico. E continuiamo e anzi finiamo con la concorrente numero 25, Maddalena Buranzona, studia biotecnologie e pensate che la nostra Maddalena vorrebbe diventare un medico. Queste erano le 25 miss. I giochi sono fatti perché prego il mio staff di raccogliere tutte le schede giuria perché a breve conosceremo la vincitrice della serata. Colgo l'occasione per ringraziare un altro dei nostri partner della serata, ovvero avete potuto ammirare le fantastiche auto, ovvero la concessionaria Ceccato Motor SRL, concessionaria ufficiale di BMW e di Mini, Motorrad presente a Padova e a Castelfranco Veneto. Fin dal primo anno di fondazione nel 2003, la Ceccato Motor ha saputo garantire una customer experience all'altezza dei valori di qualità ed eccellenza che i suoi brand rappresentano, assicurando sempre una perfetta assistenza e consulenza pre e post vendita. Questa sera all'esterno avete potuto ammirare la nuova Mini Countryman, dall'anima selvaggia, giovanile, adatta alle avventure off-road, ultra maneggevole con ancora più spazio e ancora più praticità, che consentono alla nuova nata di Ambire ad essere una vera e propria prima auto da famiglia. E l'altra auto che avete potuto ammirare è la BMW Serie 1 nella versione M Sport con contenuti tecnologici sempre più innovativi uniti a un carattere dinamico e sportivo. Siete pronti a vivere nuove emozioni? Salite a bordo di BMW Serie 1 M Sport e nuova Mini Countryman e scoprite la nuova opportunità finanziaria